subito deleghe alle municipalità, subito consulte, subito quartieri, perché un territorio così vasto e così variegato ha bisogno di comunicazione diretta tra politica e cittadino. La politica è al servizio del cittadino, non viceversa. È uno dei punti di partenza del programma elettorale di Claudio Vernier, candidato sindaco a Venezia con la lista civica Città Vive. I residenti del comune devono riprendere il comando della propria città, a partire dal controllo delle istituzioni presenti nelle tante realtà che la compongono. Abbiamo dei macro problemi che sono il problema della sicurezza, il problema dell'overtourism, il problema della casa, del lavoro e dei servizi. In questo, sul questione turismo si può velocemente intervenire, sulla questione dell'overtourism, sulla questione della casa bisogna parlare subito con la regione, noi parliamo basta economia estrattiva, bisogna mantenere più soldi qui che rimangano per la città e per i cittadini. Tutto nel nostro programma, tutto con una visione e con degli esempi pratici che già vengono fatti in altre capitali europee. Molti dei problemi di cui oggi soffre Venezia si sono manifestati e sono già stati risolti in altre città europee. Città Vive somma nel programma queste buone pratiche alla prospettiva di fondare un'agenzia per Venezia Capitale Europea, una struttura permanente in grado di cooperare con le aziende del territorio per massimizzare anche a livello privato la raccolta di opportunità offerte dall'Unione Europea. I problemi che Venezia aveva sul turismo si stanno spargendo su Mestre, i problemi di sicurezza di Mestre si stanno sporgendo su Venezia. Bisogna intervenire soprattutto sulla sicurezza, rimettere per le strade i servizi sociali, bisogna parlare di immigrazione integrata, abbiamo 30.000 lavoratori, bisogna parlare con la Fincantieri, bisogna responsabilizzare chi dà lavoro a queste persone che vivono nel nostro territorio. Secondo Città Vive, Venezia non si può più permettere di disperdere risorse vitali a causa di improvvisazione e miopia politica. Vernier si rivolge agli indecisi e a chi pensa di non andare a votare per trasformare l'apatia e la disillusione in energia civica. Noi siamo persone del territorio, che vivono il territorio, che lavorano nel territorio, che si sono messe dopo una vita di successi al servizio del bene comune e che non si sentivano più rappresentati dalle forze politiche che conosciamo. E quindi hanno detto non possiamo affidarci ancora a questi che hanno rovinato il nostro stile di vita negli ultimi 30 anni.